Dagli ultimi dati emerge un aumento di questo numero di revisioni. In Veneto nel 2015 sono stati reimpiantati quasi 700 persone, in Italia 8.000, quindi è un dato allarmante perché la revisione è un intervento che può essere semplice ma può essere anche molto complesso, come dicevamo. Proprio la riprotesizzazione dell'anca al centro del convegno regionale presieduto dal primario di ortopedia del San Bassiano Giovanni Grano, della sala convegni dell'ospedale di Via dei Lotti, specialisti di più settori si sono incontrati e confrontati per toccare con mano un argomento che interessa sempre più persone. È previsto un aumento del 30% del tasso di revisione. Questo è dovuto a cosa? È dovuto a un abbassamento dell'età in cui si fa la protesizzazione dell'anca, quindi i giovani vengono protesizzati sempre più spesso, e all'allungamento delle aspettative di vita dei pazienti. Focus sul lavoro di equipe che già contraddistingue l'ospedale di Bassano, a cominciare dalla presenza anche in interventi di revisione dell'anca del chirurgo vascolare. Avere la possibilità di poter intervenire e di risolvere il problema in tempo reale sicuramente ha grossi vantaggi, sia in termini di prognosi di vita che di prognosi, diciamo così, di organo per quello che deve essere interessato. Quindi è estremamente utile esserci, lavorare insieme e soprattutto avere i migliori risultati. Stretta la collaborazione tra ospedale e università in un momento in cui sta pesando la carenza di specialisti, frutto di opinabili gestioni del passato a livello nazionale, cui oggi la Regione Veneto sta cercando di porre rimedio. La Regione già integra con circa 90 posti di specializzandi a finanziamento regionale, non ovviamente di ortopedia, parlo di tutto, quindi fa già parecchio ed è auspicabile che i ministeri, soprattutto quello economico, possano in futuro considerare che ci sono settori come l'ortopedia e l'anestesiologia dove la carenza è piuttosto stringente.